Correnti umide dal Mediterraneo interessano ancora la nostra regione in questo fine settimana, molta nuvolosità, possibili precipitazioni, ma anche qualche schiarita sulle coste assieme ad un lieve calo delle temperature. Nel corso del pomeriggio le piogge tenderanno a concentrarsi sul ponente, specialmente sui versanti padani, assumendo carattere nevoso oltre i 1400 metri sulle Alpi Liguri. Timide e parziali schiarite invece potranno interessare il resto della regione, in particolare l'estremo levante. Venti da moderati a forti da nord tra Savonese e Genovese lato costa, deboli orientali a levante, moderati da nord-est sull'Imperiese, con mare generalmente mosso, localmente stirato sotto costa. Temperature in calo sul settore centrale della regione, stazionari altrove, massime comprese tra 10 e 15 gradi. Per domani sabato 17 gennaio i previsori della Limite si attendono nubi compatte sui versanti padani centrali ed occidentali, qualche pioviggine o debole pioggia e neve oltre i 1000 metri sulle Alpi Liguri. Possibili schiarite invece sulle coste di centro-levante, variabilità senza piogge sul ponente. Venti moderati a tratti forti da nord sul settore centrale, deboli o moderati da est a levante, con mare stirato sotto costa mosso al largo, le temperature in aumento a levante, stazionarie sul resto della regione. Terminiamo con un cenno alla previsione per domenica 18 gennaio, molte nubi sui versanti padani, deboli piogge e quota neve in calo fino a 1000 metri, mentre lungo le coste ci saranno delle schiarite, anche ampie, venti sostenuti da nord, temperature in calo.